Mi auguro che altri imprenditori e altri cittadini, oltre a quelle che hanno consegnato a me della documentazione subito girata in procura, possano trovare il coraggio di denunciare il malaffare che avrebbe ammorbato per 10 anni la pubblica amministrazione del Veneto. Lo dice oggi in un comunicato l'europarlamentare e coordinatore provinciale del PDL Sergio Berlato, commentando l'arresto di alcune persone da parte della Guardia di Finanza di Venezia. Nello stesso documento Berlato ricorda di aver chiesto alla magistratura di verificare, fra l'altro, chi abbia progettato le opere pubbliche in Veneto, a chi siano stati affidati i lavori, se sia vero che il project financing permetterebbe di coprire complicati sistemi di tangenti estero su estero.